Durante la conferenza stampa di presentazione ufficiale di Friuli Doc a una settimana dall'evento, sotto la loggia del Lionello, non è sfuggito agli occhi di nessuno il consigliere comunale Stefano Salmè con una maglietta a dir poco particolare. Una t-shirt bianca che richiama lo slogan della regione: Io sono Friuli Venezia Giulia. Sì, ma senza la Venezia Giulia. Io sono Friuli vuole essere la proposta di una regione a sé stante, con Udine capoluogo, senza atteggiamenti antagonistici nei confronti di Trieste o della Venezia Giulia, ma proattivi verso il Friuli e la sua identità. Questo è quanto afferma proprio Stefano Salmè, che poi ai nostri microfoni ha dichiarato le sue intenzioni riguardo questo grido di rivendicazione del carattere friulano. Direi che nel trentennale di Friuli Doc sarebbe giusto ritornare a parlare di una regione mai nata che è il Friuli. Io ritengo che quel logo "Io sono Friuli Venezia Giulia" non ci rappresenta affatto, sia un po' un insulto alla nostra identità, e quindi ho voluto con questa provocazione goliardica rivendicare tutto questo, ma lanciare un messaggio politico, appunto, che bisogna ritornare a parlare di una regione che bisogna costituire, il Friuli.